Ciao, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial di riciclo creativo. Se sei una mamma sarai sommersa dai barattolini i vasetti, quelli di vetro, degli omogenizzati. Ed è un peccato ogni volta buttarli. Non so tu, ma io li ho sempre conservati in attesa di ispirazione. Finalmente l'ispirazione è arrivata e in questo video ti faccio vedere come puoi riutilizzare in maniera veramente carina e utile i vasetti vuoti degli omogenizzati. Ma prima, se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato e alla fine del video, se vuoi, lasciami un commento, un mi piace, lasciami qualcosa, insomma. Va bene, bando alle ciance. Allora, questa è un'idea di riciclo di questi vasetti. Questo è uno grande, questo è uno piccolo. All'interno sono state fatte le candeline. Questo non si vede, c'è troppa luce, troppo bianco. Delle candeline. Queste candeline sono state fatte ovviamente a casa, nel senso che non è cera comprata e sciolta per fare... No, sono state fatte con lo strutto. Come si fanno le candeline con lo strutto? In un pentolino, ovviamente adibito a questi esperimenti, non quelli alimentari, sciogliere una quantità indefinita di strutto in base ai vasetti che hai e all'interno sciogliere un pezzettino di colore o colorante alimentare e ti viene un effetto molto trasparente, molto delicato, oppure i pastelli a cera dei bambini. Come ottenere il colore, l'intensità in base alla quantità di colore di pastelli che sciogli dentro il burro. Ovviamente una volta che hai sciolto la tua candela ed è quasi pronta, nel vasetto incolla lo stoppino e poi vai a fare questa colata di strutto colorato praticamente. E quando si solidifica, quando si asciuga, ti basterà tagliare lo stoppino. Mi fa ridere questa parola, si vede? Lo stoppino e poi decorare il vasetto. Queste sono due idee diverse di decorazioni. Noi abbiamo fatto, io e mia sorella, queste candeline come pensierino post festa di compleanno della mia nipotina Carla che ha compiuto 1 anno. Questo è un vasetto decorato con del cartoncino ondulato e un piccolo cuoricino di gesso e poi il tag che ho stampato e ritagliato con la fustella della mia Big Shot. Se sei alla ricerca di questa fustella, nell'info box qui ti metterò il link diretto, che è una fustella veramente carina. Comunque è un set di fustelle perché questa è quella più piccola e poi ci sono tante grandezze, comunque mi sembra che sono 4 o 5. Questa invece è stata decorata con un nastrino di juta e sopra un nastrino tipo merletto, sempre nei toni del lilla, e poi vabbè qui sempre un filino di spago, un fiocchetto e voilà, la candela è pronta. Ne approfitto per farti vedere tutte le decorazioni, tutto l'allestimento del primo compleanno di Carla che era a tema paperina. Ho realizzato la torta finta di paperina, l'alzatina che è la stessa che ho utilizzato per mettere i pensierini dopo festa del mio 40° compleanno che trovi qui se lo vuoi vedere, e ovviamente decorata a tema paperina con questi colori del viola, non del lilla, e poi palloncini, insomma tante cose. Ti lascio adesso al video così puoi vedere sia come decorare e realizzare queste e sia tutto l'allestimento della festa. Se questo video ti è piaciuto però mi raccomando scrivimelo sotto, ok? Se no ci rimango male poi io. Ciao!